Benvenuti su Napoli all'alba. Oggi vi porto nel cuore del Cavour, precisamente in via Francesco Saverio Correria, un vico dal passato pieno di storia che rappresenta anche la storia delle grandi sofferenze di Napoli. Ci troviamo in via Salvator Rosa. Proseguendo per piazzetta Pontecorvo, ci troviamo all'inizio di via Francesco Saverio Correria. Ma non facciamoci sfuggire il primo dettaglio sulla nostra sinistra, l'imponente fondaco di Santa Monica, costruito dai Borboni nei primi anni dell'Ottocento. Oggi non percorreremo l'intera via, perché esiste già un video dedicato che potete recuperare nel mio canale, Napoli Antica o Cavour. Però voglio mostrarvi questo edificio che ha un passato storico davvero interessante.
Di questo edificio non conosciamo con precisione la data di costruzione, ma si ritiene che risalga ad un periodo compreso tra il 1500 e il 1600. In passato ebbe un ruolo importante. Durante le epidemie di peste e di colera venne utilizzato per isolare e ospitare i malati. Un episodio storico significativo riguarda un gruppo di circa 70 soldati tedeschi che furono fatti entrare con l'inganno nell'edificio degli stessi abitanti napoletani, ai quali poi fuggirono ai piani alti dello stesso, imprigionando i soldati che in seguito vennero fucilati. E da qui possiamo solo immaginare quella scena di quei 70 soldati fucilati. E da questa porta uscirono i napoletani e ci troviamo a Vico Longo Pontecorvo.
Proprio qui, nelle vicinanze di Piazzetta Pontecorvo, è presente una lapide commemorativa che riguarda quegli eventi. Ora spostiamoci verso Salita San Raffaele. È in questa zona che i napoletani si rifugiarono per preparare un'altra carica contro i tedeschi.
questi vicoli stretti che il popolo napoletano si organizzava. Un luogo che conserva ancora oggi la memoria viva della resistenza partenopea. Il nostro viaggio finisce qui e vi ricordo di seguirmi per altre avventure e storie.